Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono tutto vibrante perché, ebbene sì, sto pedalando la mia prima Pinarello, ma non solo. È una Pinarello gravel, a parte la prima avventura gravel, o diciamo il primo contatto gravel insieme a Manuel sulla Specialized di Verge, di cui probabilmente avrete visto il video. Non me la sentivo onestamente di affiancare alla Ethos e alla Epic Evo anche una terza bici, salvo poi che nelle condizioni fisiche di scarsissimo allenamento in cui sono, probabilmente la gravel può essere una buona dimensione di divertimento, girettini un po' così, come questo per esempio. Stradina sterrata, direzione Isola della Cona, ciclovia FVG e via. Quindi girettino gravel, esordio per la mia Pinarello gravel. Adesso vi dirò anche il modello, ve la mostro per bene, in un dopolavoro al tramonto. Il tramonto non si vede perché è dietro all'argine, ma magari si vedrà dopo. La bici è una Pinarello Granger X5 montata praticamente stock, camere d'aria comprese. L'unico cambiamento che ho fatto è mettere su una gommettina un po' giusta che vi mostrerò dopo, e la bici è questa. Ui, si poteva usare di più qua. Vediamo se riesco a mostrarvi un po' di sunset. Un po' dai. Alla Goldie, quella è l'isola della Cona, vi mostro la Pinarello Granger X5 montata tutta stock come esce dalla fabbrica, manubrio Most, bici completamente in carbonio, ruote in alluminio, montata Shimano GRX, meccanico, freni a disco ovviamente, ruote in alluminio Fulcrum Racing 800. L'ho montata con le camere d'aria e l'unica cosa che ho cambiato è la gommettina. Ho messo una Pathfinder di Specialized per essere un po' coerente con i miei brand classici, ma no dai, più che altro perché è una gommettina giusta. Vista frontale, ci ho messo una lucetta al volo e il supporto con gli elastici del Brighton S500. Leve GRX, devo dire molto comode, adesso ho fatto pochi chilometri però mi sono trovato subito giusto. Come posizione ho ripreso le misure della mia Ethos, o meglio le misure che ho sulla Ethos, tenute un po' comode, quindi sono abbastanza aperto, un po' poco compatto. Sicuramente potrei scendere un po', però preferisco fare le cose step by step. Che dite, ci sta? Un po' sgargiante
come colore, però dai. Adesso però sono curioso di sapere, oltre a cosa ne pensate della Granger X5, se magari qualcuno di voi ce l'ha, ma anche appunto se qualcuno di voi, oltre a bici da strada e mountain bike, che sono le due discipline che sul mio canale sono più presenti, perché sono quelle che onestamente mi piacciono di più, ed è il motivo anche per cui non ho mai voluto avere una terza bici, una bici gravel, diciamo. Vorrei sapere se voi andate in gravel, come lo intendete o come la intendete come disciplina, che giri fate, per cosa la usate, come la usate. Sono curioso perché onestamente, attenzione, un fagiano. Onestamente sono un po' combattuto perché abitando vicinissimo al Carso, dove i sentieri sono abbastanza tecnici e ci sono spesso rocce appuntite, anzi ci sono solo rocce appuntite, secondo me la gravel non è proprio nel suo, e la mia intenzione non è andare sul Carso su quei sentieri con la gravel o la mountain bike. Mi diverto di più con quella probabilmente, però vorrei capire anche che tipo di giri si potrebbero fare. Neanche a farlo apposta è arrivata precisa come tempi, perché questo sabato andrò a zona San Pietro Antisone a fare un giro gravel che probabilmente vedrete qui sul canale, tenendo le misure che ho sulla Ethos, che ovviamente riportate qua sono tutte un po' più rilassate, quindi sono un po' più alto dislivello sul manubrio, sono un po' più lontano dai pedali anche per effetto delle scarpe non da strada ma da mountain bike, quindi sicuramente c'è margine per essere più efficienti, per divertirsi. Per quanto riguarda invece quale sia la dimensione del gravel, sono ancora un po' in dubbio, però per togliermi il dubbio, visto che ho la possibilità, provo. E bisogna che ringrazi ancora una volta i mitici Luca, Mao e Manuel del negozio Cicli Grand Zone, che mi hanno fatto esaudire questo desiderio di provare una gravel, ma soprattutto provare la mia prima Pinarello. Figata, figata, bisognava fare anche questa. Diciamo che le aspettative sono di trovare quel divertimento della bici da strada, quindi anche un po', se vogliamo, l'aerodinamica, le prestazioni, però con la libertà, se capita, di mettere le ruote fuori dall'asfalto, sullo sterrato, come ad esempio in questo giro, senza il pensiero di problemi meccanici, forature, rotture particolari o distruzione dei componenti. Cioè, a livello di ergonomia veramente comodissima, non pensavo. Sì, ripeto, mi sento di avere tantissimo margine nella posizione in sella, però così veramente super comoda. In presa bassa così, in presa bassa sulle estremità, in presa alta, sono proprio molto ergonomiche le leve, non sono abituato, hanno le scanalature perfette per le dita, figata. Più che altro sono stupito della facilità, cioè pedalando così fra i 110 e i 115 battiti comunque vado via 28-29 all'ora in pianura, che non è assolutamente male. Poi devo dire che forse mi aspettavo di essere più impiccato nella guida, invece non male, non male. Probabilmente la ruota in alluminio con l'accoppiata del pneumatico giusto fanno tanto.
località Kona. Proviamo a fare un piccolo allungo, vediamo che succede a livello di fatica e velocità. ...148 battiti, 36 all'ora. Probabilmente se aumenta la cadenza faccio anche meno fatica. Che bomba! Attenzione, c'è perfino una salita. Bello, bello. Mi sta piacendo. Variantina attraverso la strada e torno indietro. Molto lungo. Rientriamo. Sarà. Drittoni gravel, madonna. È il primo giro ufficiale, seppur corto, con la Pinarello Granger X5. Fatemi sapere appunto se anche voi pedalate in gravel, con che bici, in che modalità, che giri fate, cosa vi piace, cosa ne pensate di questa bici e di questo video. Vi leggo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!